Sesta corsa, premio Robottino, buoni 4 anni al via, 1 Abano Cis, 2 Arcobaleno, 3 Ateco degli Dei, 4 Artico Zac, 5 Adam Kirby Cole, 6 Adamo Dipa, in seconda fila 7 Nita Spritz, 8 Africa Jet, 9 Asia Jet. Stacco della macchina, Ateco degli Dei cerca di scavalcare Arcobaleno e la mossa riesce, intanto c'è l'errore sia di Numero 4 Artico Artico Zac che Zac quello di Anita squalificato. Spritz. Numero 7 Adamo Anita Diffa è di Spritz fuori scoperto, squalificato. mentre Abano Cis è terza alla corda. Davanti Africa Jet, 200 metri in 14-1 in vantaggio Federico Esposito con Ateco degli Dei davanti Arcobaleno. Adamo Dipa nella scomoda posizione esterna scoperto. Tanto arriviamo al paletto dei 400 metri passati in 29 secco, 14-9 la seconda frazione, con sempre Abano Cis terzo alla corda. Ora Adamo Dipa avvicina il battistrada mentre avanza al largo Asia Jet. 600 metri in 44,4, siamo al passaggio davanti alle tribune con sempre in vantaggio il figlio di Mago d'Amore affiancato da Adamo Dipa. Arcobaleno avvicinato da Asia Jet, poi Abano Cis davanti Africa Jet e anche Adam Kirby Paul che cerca di uscire all'esterno. 58,4 il primo giro, addirittura 14 secco qui davanti alle tribune, fanno sul serio i primi due. Ateco degli Dei davanti, Adamo Dipa al suo esterno, arriviamo al chilometro passato in 1:12,8 con Arcobaleno che perde qualche battuta lungo la corda, insiste invece al largo Adamo Dipa e va a impegnare in maniera più decisa Ateco degli Dei che cerca di rispondere, ma l'allievo di Roberto Vecchione sembra già preponderante con un 14,3 di là. Ora c'è la curva, ma Adamo Dipa fa valere la sua maggior velocità e passa in vantaggio. Adamo Dipa battistrada su Ateco degli Dei più Arcobaleno e Abano Cis. Ultima curva passata ancora in 14,4, retta d'arrivo in Adamo Dipa in netto vantaggio, allunga ancora, grande prestazione di questo figlio di Chirone Dei che ha deballato Ateco degli Dei e viene a vincere nettamente sullo stesso Ateco. Arcobaleno ancora terzo su Abano Cis. 1:12,3 la media al chilometro per Adamo Dipa, la settima vittoria in carriera. Questo allievo di Holger Ehlert per la signora Flavia Ganzerla, Roberto Vecchione alla guida, l'ha guidato in maniera decisa e prestazione veramente convincente, tutta all'esterno, è passato al mezzo giro dalla fine, ha vinto in scioltezza, la quota in chiusura da controfavorito di 3,15.